Nessuno stop alla caccia in Sicilia quando deciso dal TAR di Palermo, che ha emanato il decreto che respinge le richieste cautelari delle associazioni ambientaliste e animaliste, la WWF Italia, Legambiente Sicilia, LIPU, EMBA, LNDC Animal Protection Animaliste, che nei giorni scorsi avevano impugnato il calendario venatorio 24-25 della regione siciliana, chiedendo al Tribunale amministrativo di sospendere la caccia, già aperta lo scorso 1 settembre, con un anticipo di un mese rispetto alla data suggerita dall'ISPRA. Per il presidente Passarelli di Napoli non sussistono allo Stato i presupposti di estrema gravità e urgenza per la concessione delle misure cautelari, per cui la stagione venatoria continuerà regolarmente almeno fino al 25 settembre prossimo, quando è stata fissata la Camera di Consiglio del TAR, nella quale si procederà alla trattazione collegiale del ricorso con un nuovo esame delle questioni sollevate. Le associazioni protezioniste avevano chiesto tra l'altro la sospensione immediata della stagione di caccia in relazione al conclamato stato di crisi di calamità naturale e di emergenza di rilievo nazionale scaturente dall'eccezionale situazione meteoclimatica, ambientale ed ecologica che ha colpito la Sicilia. Ma il TAR di Palermo ha ritenuto infondati i paventati rischi per la fauna selvatica derivanti dall'emergenza siccità. Secondo il vigente calendario, quindi in Sicilia si potrà cacciare solo il colombaccio. Seguirà domani una settimana di silenzio venatorio con la caccia chiusa fino a domenica 15 settembre, data di apertura generale della stagione venatoria che si concluderà il 30 gennaio del 2025.